Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Il maltempo in questo momento in atto su gran parte dei settori settentrionali, ovviamente, ma anche delle zone tirreniche. E il final warming sta esercitando in questo momento delle ondate fredde, come potete vedere, su questi due stati. E ovviamente parlo della Scandinavia, poi anche della Siberia, dove si concentrano queste ondate di maltempo e di freddo, mentre delle perturbazioni atlantiche da ovest verso est agiscono fin sul nord Italia e il comparto tirrenico, portando precipitazioni quindi intense associate quindi a nessuna ondata di freddo. Infatti la previsione a lungo termine non evidenzia ondate di freddo con il final warming in atto. Non è sempre vero che quando abbiamo la rottura del vortice polare arriveranno le ondate fredde. Non è escluso però che tra la fine del mese e inizio di aprile possono verificarsi nuove perturbazioni atlantiche, sempre senza ondate di freddo, che saranno quindi sempre alte di quota. Quindi queste le condizioni meteorologiche e andiamo a vedere come si prospetta l'evoluzione. Come vedete, nel corso dei prossimi giorni, a partire da mercoledì, continuerà il proseguo di queste ondate di maltempo, con il maggiore interessamento soprattutto nella giornata di mercoledì, come potete vedere, sulla Toscana, sul Lazio, e con piogge e rovesci poi in estensione anche fino al resto delle regioni. Parlo delle Marche, dell'Umbria e anche dell'Abruzzo. Fenomeni che sul versante tirrenico arriveranno fino al medio-basso Lazio, interessando in parte anche le coste della Campania e tutta quanta l'isola della Sardegna, con il maggiore interessamento delle precipitazioni, come potete vedere, sul nord-est e sull'Alta Toscana. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, proseguiranno il percorso delle piogge, con maggiore interessamento questa volta lungo la fascia tirrenica, tutta quanta la fascia tirrenica, mentre qualche rovescio temporale potrà formarsi nelle ore pomeridiane lungo la fascia prealpina e quella dell'Alto Veneto, del Friuli Venezia Giulia. Una nuova perturbazione comunque continuerà a interessare ancora la Sardegna per l'avvicinarsi di un nuovo impulso che giungerà nella giornata di venerdì. Infatti un nuovo impulso porterà continuamente forti ondate di maltempo e la risalita, come vedete, di aria calda interessa gli stati centro-orientali, mentre e anche la Sicilia, sottolineo, qui temperature anche sulle regioni quelle ioniche avremo oltre i 25 gradi durante il giorno, mentre vedete il maltempo interessa invece tutti quanti i settori del nord, in modo particolare il nord-est, come vedete ben evidenziata, poi tutta quanta la Toscana, l'Emilia Romagna accumula anche ben oltre i 50 mm a fine giornata, con maggior fase delle precipitazioni, vi ricordo, nella mattinata e nuovamente poi tra il pomeriggio e la serata, per la formazione di un nuovo minimo depressionario che si andrà a concentrare sul Mar Ligure, come potete vedere, con la quota neve che tende a calare, mentre nel corso dei prossimi giorni saremo sui 1500 metri circa, calerà attorno ai 1200-1300 metri sulle zone prealpine nel weekend, con questa nuova ondata di maltempo ai temporali associati sempre su queste zone. Il proseguo del maltempo continuerà anche fino alla giornata di lunedì, pensate, e questo minimo depressionario continuerà quindi ad esercitare una grande potenza per proseguire quindi il trend instabile e senza il freddo invernale. Ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci.